Beatrice Venezia arriverà al Gran Teatro La Fenice di Venezia molto prima di ottobre 2026, data in cui inizierà formalmente il suo incarico da direttore musicale del teatro e della fondazione. L'intenzione del sovrintendente Nicolò Corabianchi è chiara, è quella di organizzare il prossimo anno, già dai primi mesi, dei momenti di incontro con tutto il personale, ovviamente gli orchestrali che dovrà dirigere in prima battuta e anche degli spettacoli in cui la direttrice in pectore possa dirigere e farsi apprezzare dall'orchestra e da tutto il pubblico del teatro e dai veneziani. È questo il piano segreto del sovrintendente, che non solo conferma la nomina della maestra Venezzi, ma anzi la rafforza ulteriormente. Un Corabianchi assolutamente sereno e determinato, quello che incontriamo nella Basilica Cattedrale di San Marco prima del concerto di Natale, nonostante il clima teso di queste settimane. Ecco le sue parole in una nostra intervista esclusiva. Queste contrapposizioni sindacali che ci sono state la preoccupano? No, non mi preoccupano perché ci muoviamo nella normalità di quelli che sono i rapporti dialettici e niente, quindi continuiamo per le strade che abbiamo tracciato. Come pensa che si possa risolvere? Bah, io mi auguro che si arrivi a un punto d'incontro, ecco, no, da parte mia c'è tutta la buona volontà, così come anche espresso da parte del sindaco, quindi siamo in attesa di trovare l'occasione per tornare a dialogare. Beatrice è confermata. Direi di sì, assolutamente. Nell'auspicio che Natale porti finalmente serenità e pace anche alla Fenice.